però mi permetto anche di dire che dovreste un po' modificare la vostra linea comunicativa. I bossiani non esistono, esistono i candiani adesso. Luca Zaia semina la pace. I vari video che lo documentano a Pontida lo vedono in veste di pompiere intimare a un gruppo di militanti di portare via uno striscione con la scritta "Subito il congresso" in Veneto. Per favore toglilo. Ma il giorno dopo, a chi gli fa notare che le tensioni in Lega sono evidenti, risponde con toni rassicuranti parlando di un'atmosfera che sembra molto lontana dalle scene di appena qualche ora prima, quando si è sfiorata anche l'aggressione di fronte ai cartelli dei bossiani che rappresentavano Maroni con la faccia di Pinocchio. Si cerca di dare super contenuti a dei fatti che io considero regolari. In un partito nel quale ci sono migliaia di militanti, il Veneto con la Lombardia fa oltre 20.000 militanti, è ovvio che per estrazione sociale, culturale e anche politica ci possa essere dissenso, diversità di vedute. Questa deve essere affrontata non con provvedimenti drastici o disciplinari da una parte e dall'altra, bensì con l'equilibrio e anche quel pragmatismo che a volte ci vuole, è quello del buon padre di famiglia, no? Qualche volta bisogna anche mandar giù, stare zitti. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Flavio Tosi, il sindaco di Verona e segretario veneto del Carroccio, è stato contestato e fischiato a Pontida. Lui minimizza, parla di cose che succedono in ogni partito e invoca l'unità. Quali tempi e in quali modi, che è quello che ci chiede la nostra base, ma non solo la nostra base, la gente dice dovete fare qualcosa. Come si aspettano qualcosa dalla politica nazionale, che per ora non arriva, si aspettano molto dalle regioni, perché le regioni insomma, sono ben governate e sono vicine al territorio. E allora Pontida dovrà dire la macro regione cos'è, come funziona, quali vantaggi può portare e in che tempi soprattutto può portare a casa dei risultati. Insomma, se tutti sembrano invocare la pace, la base leghista sembra sull'orlo di una scissione e ci vorrà tutto l'aiuto dei gandiani di Bossi per riportare il Carroccio a una parvenza di unità.